L'invasione dei profughi. In Veneto ce n'è più di 150.000, nel Vicentino sono già 2.700, un migliaio solo a Vicenza. Il sistema dell'accoglienza sta collassando in città come in tutta Italia, trasformata nel campo profughi d'Europa. Renzi ha negoziato l'operazione Triton, per cui tutti i migranti devono sbarcare in Italia. Le ONG europee, che effettuano ricerca e salvataggio, recapitano i profughi in Italia. La Guardia Costiera porta i profughi in Italia. E infine c'è l'operazione Sofia, per cui gli sbarchi avvengono in Italia. A questo si aggiunge il regolamento di Dublino, per cui tutti i profughi che sbarcano in Italia devono restare in Italia. Grazie al solerte aiuto di navi britanniche e tedesche, 7.000 profughi nell'ultimo weekend sono arrivati sulle coste tra Puglia e Calabria. Mediamente l'8% è destinato al Veneto. Non stupisca che 50 richiedenti asilo in 48 ore sono giunti a Vicenza. A questo ritmo in 13 anni i migranti in città saranno 112.400, esattamente la popolazione di Vicenza City. È un assurdo, certo, ma tutta questa situazione è assurda. Intanto, proprio a Vicenza, sono attesi altri 23 richiedenti asilo nelle prossime ore. In tutto 73 profughi in una settimana che, tradotti in moneta sonante, fanno la bellezza di ulteriori 3.000 euro al giorno da devolvere al business della solidarietà. Nascono hub, si creano ghetti, si formano inferni come quello di Campomarzo, con interi quartieri che finiscono inghiottiti nel vortice del degrado, da via Medici a piazzale Bologna fino a via Catalani. Tutto in nome di un'accoglienza ipocrita, perché per avere un futuro servono opportunità che qui però vengono negate a tutti, agli italiani come ai migranti. L'85% dei profughi poi non fugge da nessuna guerra e la loro domanda di asilo viene respinta. A spese nostre. Sì, perché molti prima di diventare irregolari fanno ricorso. Il Tribunale di Venezia, competente per il Veneto, è intasato da oltre 6.000 istanze di profughi e ogni ricorso costa dai 500 agli 800 euro in gratuito patrocinio, vale a dire che paga lo Stato, gli italiani, con le loro tasse, con le loro tasche. Intanto l'invasione continua, un grande business in nome di tutti i sentimenti umani più belli, più buoni e più nobili.